Alessandro Bertolucci, alla fine è un pareggio per 3-3, ma questa è una partita iniziata qualche ora prima perché fuori dal capannino è stata intitolata la strada campione d'Europa del 2006, poi in pista però insomma grande battaglia e non so come possiamo raccontarla questa partita perché il Folone ha fermato la tua squadra che insomma solo il secondo pareggio stagionale. Sì, è stata una partita equilibrata, giocata bene da tutte e due le squadre. In primis i due portieri, sono contento di quello che abbiamo fatto, è stata una partita dura, maschia, dispiace per quell'episodio lì della seconda punizione di prima, la prima non me la ricordo ma la seconda un fallo sulla balaustra normalissimo che secondo me non era neanche fallo, c'è venuta la seconda punizione di prima dove poi dopo sul pari pace abbiamo preso il 3-1. No, scusami, il 3-2 e lì siamo andati sotto, abbiamo dovuto rincorrere un po' il risultato, poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi e dopo lì insomma ci sono state un po' di occasioni di qui, occasioni di là. Penso che comunque il pareggio sia un risultato giusto. Senti, ti faccio la domanda da CT, però hai fatto le convocazioni, stasera ce n'erano tanti di ragazzi che porterai anche a Montreux, è chiaro che non tutti sono quelli abituali, ha dato spazio anche diciamo, a altri ragazzi. Ho cercato di portare una nazionale che in questo momento qui si meritano di andare in nazionale e niente, Pinazzar non sta bene, ha un problema alla caviglia, non so se per il torneo per la settimana santa trovano lo spazio per fargli quella piccola operazione lì, altrimenti portava anche lui, però insomma sono contento dei ragazzi che ho portato perché in questo momento qui sono quelli che io reputo di fare un torneo di quella portata lì. Poi chiaro, vedo anche delle novità, approfitto e poi dopo quest'estate sistemeremo le ultime cose.